US Sicilian è un documentario che racconta le vite di 7 siciliani che hanno lasciato la loro terra per costruire un futuro negli Stati Uniti. Girato in America, nelle città in cui oggi vivono e lavorano, il progetto esplora le loro esperienze, sogni e sfide. Ma non ci fermiamo qui, torniamo anche in Sicilia, nei luoghi di origine dei protagonisti, per mettere in luce quel legame indissolubile con le radici che continua a ispirarli e a guidarli. È un viaggio tra due mondi, un racconto di identità, tradizione e forza d'animo, che celebra il talento e il cuore di una comunità unica. Oggi siamo a Chicago, una delle città più iconiche degli Stati Uniti, conosciuta come la Windy City. Chicago è famosa per la sua architettura unica, a partire dal celebre grattacielo Willis Tower, e per essere la culla della musica blues and jazz. La città è anche un crocevia di culture, dove la comunità di origine italiana, tra cui quella siciliana, hanno lasciato un'impronta indelebile nella sua storia e crescita. The most compelling lesson that we all have to draw from the figure in the history of Cristoforo Colombo is that the future is not our enemy, and that, while valuing and honoring our roots, our perception of the world cannot be crystallized in a given time and place. I also believe that the Heritage Month and the Columbus Day celebrations are the best time to reflect how the history of the Italian communities in the US is reflected in the relations between Italy and the United States. Italian Americans are a strength in the unwavering alliance, strategic partnership, and deep friendship between two countries, Italy and the US, whose ties are based on shared values and principles of democracy, freedom, and respect for human rights. We have so much to celebrate and honor during these days. Let's do it with that sense of belonging and togetherness that makes us Italian. Wishing you a cheerful and happy Columbus Day. Thank you very much. Grazie. US Sicilian è arrivata a Chicago e siamo con Dominic Gambino, o Domenico, come preferisci essere chiamato? Domenico Gambino, e siamo all'interno di un suo Tony Fresh Market. Ma qua dietro abbiamo la storia ed è da qui che dobbiamo cominciare. Tu sei arrivato in America quando? 68. Nel 68, sì, ok? Sì. Quindi questo è arrivato molto dopo. 11 anni dopo. 11 sì. anni dopo. E qual è stato il percorso fino ad arrivare a lì? Quando sono arrivato in America lavoravo in fabbrica, no? In fabbrica, tramite un tuo zio hai detto che era già qui? Sì. La mia mente quando sono arrivato qua sempre di iniziare qualche cosa propria. Ok, un business tuo. Però che dovevo fare? Dovevi mettere da parte qualcosa. Già lingua. Ok, quindi imparare la lingua, certo, come base. Non sappiamo né chi eravamo. Certo. È stato duro iniziare qualche cosa, insomma poi dopo 11 anni abbiamo avuto questa opportunità, io con mio nipote che sarebbe il figlio di mia sorella, e così abbiamo iniziato questo piccolo supermercato. Si chiamava Tony's Finer Food. Tony Finer Food. Da questa foto si vede che comunque era un locale piccolino e tra l'altro in mezzo ecco a delle case, quindi in una zona abitata. Sì, appropriato proprio, sì. Sì, assai, era 6 persone. Assai, sì. Che ti voglio dire, ogni circonferenza di 3 km, 70-80 mila persone. Mamma mia. 3 km. Quindi questo posto all'inizio comunque ha avuto successo lì, Sì, no? sì, per quello noi di là attualmente oggi lavora forte. Ok, quindi è il punto, l'inizio, ma anche uno dei punti più forti tuoi. Il più forte della nostra azienda, della nostra esperienza, perché abbiamo preso esperienza là, perché non sapevamo niente. No? E a poco stiamo imparando a fare cose più grandi, più belle. Certo. Poi col tempo abbiamo comprato le case che c'erano 4 ovest e 3 erano est. Okay, prima non c'erano posteggi di macchine. E poi così abbiamo creato, era poi quanto è adesso? 2200 metri quadrati. Quindi sei partito da 800 metri e lì sei arrivato a 2200. A differenza dell'aria abbiamo pure il secondo piano. Ok. E così è iniziata la nostra storia del supermercato. Però ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima.
la tua città d'origine, che tu A sei Ciminna, siciliano, Ciminna. sì, Ciminna. Ciminna. Perché l'hai lasciata? Perché sempre per cercare il miglioramento come tutti noi immigranti, perché là era, nei tempi era ancora duro oggi per Per i quelli che giovani. ci sono lì. E allora, siamo all'interno di uno dei tuoi punti vendita. Tu ne hai quanti in totale? 21, 21. E qua siamo su una piattaforma di quanti metri quadrati? 8500. 8500. Complimenti. Grazie. E allora, tu sei arrivato nel 68, però comunque non è stato l'inizio semplicissimo, perché tu poi sei No, dovuto, duro, sei duro, dovuto duro. ritornare. Infatti che quando sono arrivato qua io non volevo mai stare qua dentro. Ah, non volevi starci? No, no. Perché non sapevo niente, abituato a un'aria pura, Certo. un'aria bella. Con la tua famiglia, dove uscivi e trovavi tutti i tuoi compaesani. Caldo, freddo, sempre. Non c'era tanta sostanza, perché quando tu lavori per gli altri Non è come purtroppo per lavorare è quello con che è. esatto, sì. Però abbiamo superato tutto quello che Che si potevamo doveva superare, sì. Purtroppo quando abbiamo iniziato supermercati non c'era né notte, non c'era giorno, abbiamo lottato, non c'era vacanza, non c'era certo. famiglia, perché se tu non ti sacrifichi quando sei giovane, Esatto. poi è finita quando ci pensi tardi è tardi. Però adesso devo dire che i tuoi sacrifici e quelli della tua Sì. famiglia sono ricompensati, È no? logico, con i miei figli, i miei nipotini, tutta la mia famiglia, tutti quelli che lavorano qua per noi, che tutti stanno bene, tutti quelli che sono E tua moglie quindi l'hai sposata a Ciminna? a Ciminna, sì. A Ciminna? E grazie comunque al fatto che l'hai sposata poi sei riuscito anche a portarla qui. Sì, sì, sì. Quindi voi siete arrivati qui poi insieme nel 70. Nel 70? Yeah. E i figli quando sono arrivati? La prima è Maria Rosa, infatti ha fatto 52 anni al soggiorno. Sarebbe la ragazza che ho conosciuto ieri accanto a tua moglie, quella Sì, col sì. cappello. Sì, sì, quella è Maria Rosa. Sembrano sorelle. Yeah. Dopo 52 ce n'ho 78 fa il fondo. E lei è arrivata qui e ha lavorato con te? Oppure si è occupata solo? Sì. Sì? Faceva qualche altra cosa prima e poi è continuata a lavorare per noi. Poi hanno cominciato i figli, è finita. finita, La sì. mamma di casa. Quanti figli sono in totale? Tre. Tre femmine. Tre figli sono. Yeah, tre yeah. femmine sono impegnative, quindi. Yeah. E loro sono cresciuti qui dentro. Hanno fatto le scuole, però a part-time erano qua. Chiudono le scuole erano qua. Specie la Maria Rosa era quella che di più ha lavorato qui dentro, la bambina, 12 anni, 13 anni già. Gli piaceva questo lei business. lottava e ci piaceva pure, non è che Sì, no, lo faceva per forza. per forza, no. Però abbiamo sempre superato tutto quello che pensavamo. Beh, siete stati una famiglia comunque molto unita. Sì, unita sino oggi. E quello diciamo è Sì. il segreto per portare avanti So, le con mio compagno, cose. che lui per questo si chiama Tony, che lui si chiama Tony. Ok. So con lui 45 anni, senza discorsi e senza parole. Attualmente Che oggi. non è semplice non avere un esiste. socio Non e non esiste. avere discorsi. Parliamo anche di un altro aspetto. Quando sei arrivato, qual è stata l'importanza della comunità già esistente italiana qui? Ma veramente nei primi tempi devo dire sino un quindicenne non potevo partecipare io. No? Ero molto impegnato nel mio lavoro. Quindi non hai potuto. Nemmeno partecipavo con la mia famiglia, continuavo alla comunità italiana, però come dice, nel mio cuore era sempre che volevo fare Volevi, ma non qualcosa, potevi, perché non ci non- potevo riuscire perché non c'era tempo. Poi quando ci sei riuscito, però ti sei integrato Sì, mi molto sono bene. integrato e ora ho 25 anni che veramente sono particolarmente
abbiamo creato noi un club noi stessi, Cimilnese, no? Ciminese, ok. Che è Santissimo Crocifisso. Ok. Abbiamo 150, 160, diciamo di più cimilnesi, ma poi ci sono pure dei Vabbè, altri siciliani magari che si sono uniti. Sì. E quindi voi comunque mantenete le tradizioni Sì, anche sì. del vostro Ma paese. noi cerchiamo di fare di tutto, per esempio, per mantenere la comunità unita, prima quella nostra, Certo. i cimilnesi. E poi come hai visto ieri, tu l'hai notato che io conosco a tutti. non è una cosa- Tutti chiedevano di te, di Dominic. Esatto, parliamo di ieri. Ieri abbiamo partecipato al Columbus Day, per me è stata la prima volta ed è stato veramente emozionante, ecco, vedere tutta questa gente riunita per festeggiare insieme l'italianità nel mondo, nell'America, è stato veramente bellissimo. Il tuo carro meraviglioso, tutta la tua famiglia, e sono anche salita lì e mi sono sentita super accolta da Marianna, tua splendida moglie. Quindi io spero che queste manifestazioni riescano sempre ogni anno, anche perché per le nuove generazioni è davvero un punto, ecco, d'appoggio fondamentale. E per questo io sono sempre presente e cerco sempre di promuovere quelle più giovani come tu hai visto, Certo. per esempio. E devo dire che ce n'erano molti Sì, giovani sì, ieri sì. e questa cosa è stata bella. Quello che a me mi è interessato sempre, pure qua da noi stessi, no? Di sviluppare i giovani. Camminando io rimango estasiata dalla bellezza del supermercato, anche del layout. Io sono una donna, io amo Grazie, andare a fare grazie. la spesa e qua dentro mi divertirei da morire. Quindi ti voglio fare davvero i miei complimenti. Grazie. E infatti ti chiedo, se dovessi farci assaggiare qualcosa di particolare all'interno, ecco, di questo supermercato, cosa sarebbe? Sarebbe che è fatto dall'avocado.
Jalapeno, onions, lime juice. Che per noi per esempio abbiamo iniziato questo qui qua 15 anni fa, perché prima qua era pure come Una noi, cosa nuova. come voi che non lo conoscevamo, pure noi, io stesso, perché poi si stanno a fare, no? Certo. E dopodiché abbiamo sviluppato il programma ancora di più. Il laboratorio è qua dentro? Sì, ogni supermercato c'è il suo. Un laboratorio. Sì, sì. E quali altri prodotti fate, per esempio, oltre a questi? E facciamo pure la salsa come ti ho fatto Ok, vedere. esatto. È una domanda, diciamo, molto personale. Ci ritorneresti mai a Ciminna? Veramente, come ti dicevo prima, quando io sono venuto qua, pensavo io che a 5 anni non ci arrivavo qua. La mia mente era sempre Ciminna, l'ho avuto sempre nel cuore pure oggi. Ma poi che vuoi? La vita cambia, no, l'hai creata qui adesso. No, ma poi vedi che c'è, poi ci abbiamo ambientando poco a poco, poi abbiamo creato la famiglia. Certo. La più felicità sai qual è? Che io, mia moglie, tutta la mia famiglia, mio nipote, siamo tutti di salute. Che state bene. E questa è la cosa Quella è la ricchezza. E poi l'unità che abbiamo. E dopo una splendida parata avvenuta nella via principale di Chicago, adesso siamo qui a Casa Italia e stiamo festeggiando il Columbus Day. Abbiamo mangiato tantissimo, mi sono sentita quasi a casa. Guardate che bellezza, ragazzi, italiani nel mondo, wow! Adesso siamo qui a Casa Italia e stiamo festeggiando con Dominic, Marianna e tutta la popolazione italiana in America. Che splendida festa, è davvero super emozionante. Come vi sentite voi? Emozionati e contenti. E contenti. Piacere di conoscervi. Dovete comunque riuscire a fare questo ogni anno e riuscire a tramandare questa cosa anche alle nuove generazioni. Secondo me è importantissimo. L'abbiamo fatto per 25 anni. Complimenti, davvero. Sai. Io direi salute. Salute. Viva i siciliani! Viva i siciliani! Viva Italia, viva Sicilia, viva Ma l'America. tu ancora ti senti un po' siciliana? Oppure sì? Da Chicago a Ciminna è stato un balzo, ci troviamo nella città di Dominic Gambino che ci ha raccontato la sua storia e adesso siamo qui per scoprire le sue origini. Ciminna è un comune affascinante nella provincia di Palermo, noto per la sua particolarità a livello culturale, storico e paesaggistico. È stata anche definita l'Hollywood siciliana perché è stata scelta da Luchino Visconti per il set del Gattopardo e quindi diciamo che qui è il luogo ideale per immergersi nell'unicità siciliana. Venite con me e andiamo a scoprirla. Siamo con Vito Filippo Barone, il sindaco di Ciminna. Grazie per averci invitato.
È un piacere averti qua. So che ha saputo che siamo stati da Dominic Gambino a Chicago e abbiamo raccolto la sua storia dopo essere emigrato da Ho Chi Minh. Che ne pensa di questo suo ex concittadino? Non è un ex concittadino, è un nostro concittadino e benemerito. Dominic ha forte in sé una forma di mecenatismo e altruismo nei confronti del proprio paese. Non ha mai dimenticato le radici e questo lo porta ogni anno ad essere presente, ma con questa grande, enorme generosità nei confronti del proprio paese. Infatti sono noti gli atti che ha di volta in volta consumato nell'andare alcune volte a finanziare interventi significativi per il ripristino, il restauro e l'abbellimento del paese. Quindi è a tutto tondo un cittadino benemerito di Ho Chi Minh e ne siamo orgogliosi che lui lo sia. Sì, devo dire che lui è veramente orgoglioso di questa città e ci ha raccontato appunto di questi interventi che ha fatto soprattutto nel restauro appunto di molte opere d'arte. E allora, proprio a proposito di questo, quali sono le iniziative legate alla sostenibilità o all'innovazione tecnologica del paese? Stiamo portando avanti alcune iniziative che agevoleranno il ritorno nel proprio paese o addirittura anche gente che non è ciminnese a venire a stabilirsi all'interno del nostro centro. Alcune sono legate a un finanziamento che abbiamo ottenuto da parte del Ministero della Cultura che appunto ci consente di attivare questi progetti, quindi di smart working, la possibilità innovativa di avere gente che appunto viene a lavorare qua in paese, e l'altra invece deriva dall'area interna di cui sono il presidente, dove assieme agli altri sindaci si stanno concretizzando tutta una serie di iniziative tendenti ad evitare lo spopolamento di questi piccoli centri che sono deliziosi e per bellezza naturalistica e soprattutto artistica. Sì, appunto Ho Chi Minh è un posto molto affascinante per la sua storia, per la sua cultura e anche per i suoi paesaggi. E a proposito di questo, qual è l'evento o la tradizione che rappresenta meglio l'identità di Ho Chi Minh? Ho Chi Minh è un paese antichissimo con tanta storia e tantissime tradizioni, tutte belle, affascinanti. Le immagini, per esempio, la prossima settimana c'è una delle feste più sentite che è un Triunfo, dove il fercolo dell'Immacolata viene portato in giro per il paese alle 4 Quindi di l'8 notte. dicembre? No, è il sabato successivo, okay. Ma l'8 si celebra anche l'Immacolata. E guardi, in quella circostanza il sindaco di Ho Chi Minh assieme al sindaco di Palermo sono gli unici che fanno un giuramento, viene chiamato il giuramento sanguinario, perché noi diciamo che per difendere il culto della Madonna ci strappiamo le vesti. Ma ritorniamo, importantissima la festa di San Vito, ma quella più sentita in assoluto è la festa del Santissimo Crocifisso. È una festa talmente sentita che ogni anno attrae tutti gli emigrati che vengono appositamente per partecipare a questo evento religioso. E Dominic è mai venuto a questa festa? Assolutamente sì, è venuto e viene spesso, e quest'anno assieme a Dominic e al parroco Don Mario Cassata abbiamo deciso, in occasione dell'Anno Santo, di celebrare una festa aggiuntiva a quella del crocifisso, da noi chiamato Padre delle Grazie, e la faremo la prima settimana di luglio e sarà dedicata proprio agli emigrati, a coloro i quali sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese alla ricerca della dignità del lavoro, che
purtroppo spesso è mancata. È mancata. E proprio legandomi a questo, perché è stato bellissimo raccontare, ecco, il successo di Dominic Gambino, però noi siamo qui perché noi vogliamo valorizzare la Sicilia e il nostro territorio, e perché ne abbiamo, secondo me, le possibilità. Ecco, proprio in merito a ciò, quali iniziative, ecco, promuovete per i giovani affinché restino qui? Cioè, proprio mi faccio un esempio. Guardi, intanto noi siamo assolutamente convinti che attraverso il nostro prestigioso passato e quindi il restauro e il ripristino di quello che è il nostro stupendo centro storico che avrete modo oggi di visitare, possa essere un volano per il futuro, per la nostra economia. E quindi il fatto stesso che stiamo cercando di rilanciare l'immagine del paese, per esempio, noi siamo stati scelti, la donna fugata del film Il Gattopardo, non è altro che Ciminna, in quella trasposizione meravigliosa, il film più importante. Infatti è stata definita Ciminna l'Hollywood siciliana. Sì, abbiamo avuto nel 62 le riprese del film Il Gattopardo e quindi le immagini, questo cast è attore internazionale con uno dei più prestigiosi registi della cinematografia mondiale. Sì, Luchino Visconti sono stati accolti qua. E anche lui, che è un esteta per eccellenza, rimase ammaliato dalle bellezze della nostra Chiesa Madre. E lì appunto si vede l'arrivo del principe, il Te Deum e tutte le scene che poi seguono. Stiamo cercando di rilanciare l'immagine di Ciminna attraverso la riqualificazione del nostro centro storico, attraverso la riscoperta di quelle che sono le ricchezze di Ciminna, attraverso un attento restauro di tutte le opere d'arte. Le immagini che l'amministrazione che ho l'onore di rappresentare, su questo aspetto si è spesa tantissimo, tante sono le realizzazioni che abbiamo fatto e tante sono ancora quelle che dovranno in breve tempo partire, e quindi questo significa per noi dare la possibilità ai nostri giovani di immaginare di poter investire nel proprio territorio e di avere un ritorno significativo. Questa storia del sto stemma, sta parola Ciminna, Somin, secondo te? Credo che la più valida resta sempre la notizia, per così dire, data dal Graziano nel 1911, il quale con l'assistenza, credo appunto, del Calvaruso, si chiamasse un arabista notevole, e raffrontando sia il simbolo, diciamo, araldico di Ciminna, che è la mammella, come tutti sappiamo, sia l'etimo appunto della parola Ciminna, che tra l'altro noi pronunciamo con la C un po' alla francese, Ciminna. Quasi con una S dietro? Quasi con una S, provenga appunto dal termine arabo o ubertoso, Soemin. Di fatto lo stemma di Ciminna sicuramente sembrerebbe essere addirittura pre-arabo, quindi in epoca bizantina addirittura, diciamo, come testimonierebbe il sigillo su una tegola rinvenuta e incontrata cernuta, che sembrerebbe essere appunto una mammella, per cui va ricercata in epoche precedenti l'origine della parola e a questo punto molto probabilmente nel greco più che nel latino, anche perché onestamente parlando lo stesso dialetto ciminnese ha parecchie fonemi di origine greca. Mi sembra che dagli stemmi che girano qua a Ciminna, se non sbaglio, uno c'è al museo Don Filippo Meli, uno credo che sia qua dietro il cantonale del campanile, l'altro addirittura in una pergamena depositata all'ufficio del comune di Ciminna. Sì. Credo che ritrae sempre questa situazione della mammella. Addirittura penso che storicamente se ne è aggiunto un altro. Se tu hai detto che
anticamente c'è la mammella per cui si riconosce la parte fertile ubertosa, da lì per cui si trae nutrimento alla mamma allatta il bambino con la mammella. Poi, simbolo di di fertilità. in ogni caso, È chiaro, dico, poi ne è stato aggiunto un altro, quanto storicamente si dice che Ciminna, dopo diciamo, i Ventimiglia che hanno governato quasi per 400 anni questo benedetto paese, hanno aggiunto il loro stemma, c'è un glifo alato, il graffeo Partanna, un glifo alato con addirittura delle tacche che poi pian piano, stranamente, è diventata una scala. Non si è capito bene, ce la teniamo così, è quello che gira come stemma di Ciminna, sono 2 stemmi in uno, di cui uno molto più antico e l'altro un pochettino più moderno. Era l'abitudine o l'usanza, se vogliamo, che le universitas, cioè quindi le municipalità, inquartassero lo stemma civico nell'arme del barone di turno, era da sempre. Addirittura il fatto che la mammella sia con diciamo, il vertice, il capezzolo in giù praticamente, perché vista di profilo negli stemmi che conosciamo, lascia supporre, diciamo, proprio il volere di una sottomissione, se vogliamo, al potere baronale. È chiaro, nel momento in cui subentra un'altra famiglia, è chiaro che impone alla famiglia principale, impone il proprio stemma. Un vecchio sigillo di fine 500 sembrerebbe, è un po' rovinato, ma sembrerebbe addirittura portare la mammella in visione frontale. Vabbè, questo comunque parliamo sempre di mammella frontale o di profilo, è sempre una mammella. Però chi impone? Il legame evidentemente tra la mammella e la fertilità. Su questo non ci piove, è chiaro. Ma chi governa giustamente impone sicuramente il proprio stemma, perché si deve contraddistinguere rispetto a quello che c'era prima. Siamo stati fortunati nella storia che non hanno tolto lo vecchio stemma, per cui ci portiamo dietro su questo scudo ultimo stemma 2 stemmi in uno. La mammella, che è già di molto vecchia, più il stemma del grifeo, che siamo a partire dal 1619-1620, quando loro diventano duchi di Ciminna, insomma, perché l'ultima rampolla dei Ventimiglia si sposa con Mario Graffeo, credo, di secondo di Partanna, insomma, tratto in dote Ciminna, e fortunatamente abbiamo 2 stemmi in uno, insomma. Poi stemmi molto rari, credo che circolano un po' nell'isola, ma comunque abbiamo uno stemma con 2 stemmi. Gli stemmi derivano sempre dal problema della feudalità. Assolutamente sì, perché Ciminna è sempre l'unione tra la municipalità e la feudalità. Ciminna è stato sempre riconosciuto come terra feudale fino al 1817, quando tutto poi finisce lì. Ciao Stefano, ciao, grazie per averci invitato. Piacere. E allora io ho scoperto che qui a Ciminna avete una cosa particolarissima, il kudurumi. Mi sono impegnata pure per dirlo bene, quindi è difficile. E allora, di che cosa si tratta? Allora, è un impasto di farina di grano duro, siciliano, e poi abbiamo sia il rosso che il bianco. Il rosso è con il pelato soffritto con la cipolla. Quindi saporitissimo. Saporitissimo. Poi mettiamo del pecorino siciliano. Ancora più saporito. Le acciughe e la cipolletta. Quindi praticamente un'esplosione di sapori. Un'esplosione di sapori. C'è sia il bianco che il rosso. E dell'origano a fine cottura. Ok, prepariamolo, dai. Ok. Quindi olio. Olio. Sì. Extravergine di oliva. Lo andiamo a spalmare nell'impasto, così. Facciamo dei buchetti quando così l'impasto non viene più morbido. E quello io so rosso. che molte persone vengono proprio per assaggiare questa vostra specialità. Ciminna, diciamo che è famosa. È famosa per il kudurumi. Poi mettiamo il pecorino sotto. Ok. Sia il bianco che il rosso. Poi mettiamo dell'origano. Sì, in quella bianca. Sì, in quello rosso pure. Poi mettiamo la cipolla. Ok. Che tipo di cipolla è questa? Questa è la cipolletta, cipollina, come si chiama. Ok. Quindi quella che ha un sapore un po' più delicato. Sì. Mettiamo di nuovo l'olio di sopra. E mettiamo le acciughe. Quindi comunque abbastanza semplice da preparare. Semplice ma fatta buono. con prodotti genuini e del vostro territorio. Dall'odore insuperabile.
Non vedo l'ora di assaggiarla. Ok. Allora, il nostro cudirone È pronto. Ora Ok. li inforniamo, Minuti di cottura? ma i suoi 3-4 minuti ci sono. Proviamo questo famoso kuduruni. Stefano, io ti ringrazio per avermi fatto provare questa specialità buonissima, infatti non vedo l'ora di terminare per poterla finire, ti dico la verità, e vorrei anche fare intervenire l'amministrazione per parlare dell'evento che ci sarà quest'estate, il Kuduruni Festival, dove appunto sarà protagonista questa pizza. Prego. Grazie a voi per essere stati a Ciminna, noi siamo stati molto contenti di ospitarvi, avete avuto modo di conoscere le nostre bellezze culturali, ma non solo, anche ciò che Ciminna offre a livello culinario e avete avuto modo di assaggiarlo anche. Noi ogni anno organizziamo il Kuduruni Festival, appunto per risaltare questo nostro prodotto tipico. Il Kuduruni è il festival ormai da diversi anni, siamo arrivati all'8ª edizione, si svolgerà sempre nel periodo estivo e sarà l'occasione per far degustare a tutti coloro che vogliono conoscere questo prodotto, il prodotto. Ma soprattutto so che la comunità rimane molto legata grazie a questi eventi che voi riuscite a realizzare. Sì, noi facciamo diversi eventi per promuovere il territorio e tutto ciò che il nostro territorio possiede, perché crediamo ormai in questa modalità di attrarre turismo ed attrarre persone e quindi perché non risaltare ciò che di bello un territorio ha e che caratterizza il nostro stesso ciò territorio. che è di buono. Io volevo darti a nome di West Sicilian questa maglietta che ci ha seguito per tutto il viaggio, te la regalo. Grazie. E tra l'altro ringrazierei tanto anche Domenico Gambino che ci ha fatto conoscere questa realtà. Grazie tantissimo, quindi vi aspettiamo a Ciminna e soprattutto per il Kuduruni Festival. Assolutamente. Mi sento onorata di essere accanto a Giuseppe Cusmano che ha realizzato questa mostra del set del Gattopardo in 300 foto. E allora, so che è difficile sintetizzare, ma dobbiamo perdere tempo, infatti io poi tornerò a trovarti. Qual è stata l'emozione nel raccogliere queste foto? Ma l'emozione è stata grande perché non c'era niente a Ciminna. L'input me l'ha dato proprio l'attrice Claudia Cardinale, che 39 anni dopo aver battuto il CH a Ciminna venne e abbiamo parlato dentro proprio la chiesa madre dove lei ha girato qualche pezzo di film e diciamo mi ha un po' incuriosito perché la signora ricordava tanto e alla fine nel salutarci esclamò: così come la vedo dopo 39 anni rimane sempre una bella chiesa. E da lì è nato un po' la curiosità, il pungolo di dire: ma guarda, qualcuno di fuori si interessa, noi di Ciminna non ci interessiamo proprio. Parlavamo sì del Gattopardo, ma non avevamo nulla. Allora ho girato l'Italia in lungo e in largo e ho trovato più di 300 immagini e le ho, diciamo così, messe a disposizione del visitatore. Un'altra curiosità che mi è venuta in mente è perché è stata scelta Ciminna come set da Visconti. È stata scelta da Visconti su segnalazione di Gioacchino Tommasi Lanza, che era il figlio adottivo di Giuseppe Tommasi Lampedusa. Lui era professore di musica e qualche anno prima si recò a Ciminna per vedere le belle opere d'arte che abbiamo qua. E nell'andare verso la chiesa madre si ricordò del racconto di suo papà nel descrivere la donna fugata. In fondo alla piazza una chiesa, di fianco il palazzo, dalla parte opposta il borgo. Ciminna è fatta così, c'è in fondo alla piazza c'è una chiesa, il borgo sta dall'altra parte, mancava il palazzo e questo grande dilemma che a Visconti trovò venne colmato dal magistrale scenografo Mario Garbuglia. Sì, che avete ricostruito. Sì. E allora, questa mostra è itinerante. Da dove parte?
parte proprio con la costruzione del set, di tutta la piazza di Donna Fugata, dopo aver stabilito che Ciminna era un po' la location adatta per girare le scene. Sul disegno di Mario Garbuglio si realizzò la facciata del Palazzo Salino, la balconata, la pavimentazione, ma tutto questo, al di là del set in sé per sé, Visconti rimase contento per il semplice fatto che quando mise piede dentro la chiesa madre di Ciminna esclamò: il film si gira interamente a Ciminna, perché ha visto cose che lui non immaginava minimamente che in un paesino dell'entroterra della provincia di Palermo avesse tante bellezze artistiche e architettoniche. Grazie, allora so che in questa mostra ci sono dei pezzi unici e io andrei a vederli per spiegarli. Andiamo! Possiamo dirlo in maniera proprio accurata che qui avete dei pezzi unici al mondo. Sì, hai detto bene, abbiamo 2 pezzi unici al mondo, sono un piatto e una zuppiera che provengono da quel famoso pranzo del Gattopardo. Ma perché sono a Ciminna? Sono a Ciminna perché la figlia di Burt Lancaster, Giovanna, venuta nel 2017 e nel 2018, ci ha regalato all'associazione 2 pezzi unici che sono proprio un piatto e la zuppiera che provengono dal pranzo del Gattopardo. Voi avete un sacco di ricordi legati appunto al set, il fatto che loro vi abbiano regalato queste cose, vi abbiano dato anche dei cimeli, secondo voi perché? Perché ci siete rimasti ai loro cuori? Sì, questa è una domanda che effettivamente mi fece anche Giovanna Lancaster nel momento in cui venne a Ciminna. Fu accolta a braccia aperte e all'ultimo mi ha detto: Giuseppe, come mai tanta accoglienza? Guarda, noi siciliani siamo fatti così, quando vengono gente da fuori li accogliamo, e questa accoglienza che tu oggi hai visto è stata la stessa accoglienza che Ciminna ha fatto a tuo papà nel 62. Infatti non vedo l'ora di tornare per potermi godere questa mostra veramente in ogni singola foto. L'ultima cosa che citerei, perché questa è una cosa ulteriormente particolare, sono altre 100 foto che vi sono state regalate, giusto? Sì, la stessa Giovanna Lancaster ci ha regalato l'album personale di suo papà e sono altre 108 foto in cui ritraggono tutto il film, quantomeno le scene del film, a partire da Villa Bosco Grande, passando per Ciminna, Palermo, ad Ariccia. Ecco, io le voglio fare una domanda molto particolare. Sì. Qual è il suo sogno per Ciminna e soprattutto il motivo per cui è orgoglioso di esserne sindaco? Guardi, fin dal primo giorno che mi sono insediato e durante la campagna elettorale ho sempre sottolineato un aspetto, ed è quello che poi nell'attività amministrativa ho cercato di coltivare ogni giorno. L'orgoglio di essere ciminnesi, ma soprattutto di sentirsi ciminnesi. E ho cercato, e l'ho fatto con tutte le mie forze, e credo anche di esserci riuscito, di convincere i miei concittadini che Ciminna è un paese bellissimo. Io lo amo profondamente e d'altronde, se sopporto le fatiche e alcune volte anche... E grazie all'amore. Sì, è proprio così. Se non c'è la passione, è un termine che io amo molto, senza la passione non si superano gli ostacoli. Esatto. E questo è lo sforzo che stiamo facendo tutti immagino quanti, che ci siano anche tantissimi sacrifici dietro. Remando, infatti parlavo di questi. Remando tutti assieme. Ho una squadra di... li chiamo i miei ragazzi, di consiglieri e assessori speciali in gamba, che si spendono tanto quanto faccio io e i risultati si vedono. Questo è il sogno, una Ciminna sempre più bella, una Ciminna sempre più attraente, una Ciminna che sia in grado di attrarre l'attenzione di tutta una vasta
e un'ampia scala di turisti che possono apprezzare le nostre bellezze, e naturalistiche e artistiche. Abbiamo anche un altro unicum, che sono le Serre Ciminne, un unicum europeo, e su questo stiamo investendo prepotentemente, perché vorremmo appunto che Ciminna intanto ritorni agli antichi splendori del passato, ma al contempo sia un'occasione di sviluppo per le nuove generazioni. Sì, è quello che ci auguriamo, e la ringraziamo tantissimo di a averci voi. raccontato con amore e passione Vi ringrazio. la sua città. Grazie a voi, grazie.